No, non potete capire, guardate lì. Ma cosa fanno insieme questi due? Ma come siete belli insieme? Ma da quando? Da quando state appiccicati? Siete vecchi proprio, eh? Perché Pepe farà 11 anni tra un po' più di un mese, farà 11 anni. Pippo ne farà 10 ad ottobre. Sì, stanno invecchiando ragazzi, si vede sempre di più. Poi che stiano attaccati, ci stiano vicini così senza darsele, guardate che è una cosa molto strana. O uno dei due sta male e non lo so, no, è molto strano, infatti, perché è davvero molto strano, eh. Però ho immortalato questa cosa, quindi rimarrà nella storia. Ho immortalato che loro stavano vicini a far l'anna. Vero sì? Ma cos'è questa novità, Pepe? O Pepe ha qualche problema, ha qualche malattia, qualcosa che adesso non vedo, o Pipo, perché è strano. Ultimamente non dico che siano più attaccati, forse sì anche. E Pipo cerca anche Pepe, lo istiga a giocare. Io lo so, mentre una volta Pippo aveva paura di Pepe, adesso è un po' cambiata la situazione. E sapete che quando succedono queste cose qua, probabilmente c'è qualcosa che non va. O sono cambiamenti che comunque dovuti all'età, o c'è qualcosa che non va nel loro corpo. Io spero che stiano bene, perché a vederli stanno bene, però boh, chi lo sa. Chi lo sa. Mentre Panna si vedeva che stava male, perché me ne ero accorta. Loro mi sembrano a posto ancora. Boh, speriamo bene. Pippo, hai fatto un po' di nanna vicino a Pepe? Ok, sono le 14:32, ho deciso di andare a fare la spesa. Un po' in ritardo. Vi faccio vedere l'outfit. L'outfit, vero Pepe? L'outfit è questo. Questa di Shein, solo che dal basso non è che mi piaccia molto. E i pantaloni, questi qua marroni di Shein, che sono in cotone. Questi qua sono in cotone, infatti se vi interessa vi lascio anche il link, scrivetemelo se vi interessa qualcosa di quello che faccio vedere, che magari vi lascio il link diretto, non ci guadagno niente, prendo e ve lo incollo. E questa qua anche di Shein, non l'ho mai indossata, non ho mai avuto modo di metterla, perché per stare a casa una cosa così non la metto, ecco. E ma niente, la abbino con questi pantaloni, anche se essendo questa larga, sarebbero stati bene dei pantaloni più stretti, secondo me. Largo su largo non va mai bene, anche perché io sono bassa. Con dei pantaloni forse più stretti sarebbe stata meglio. Vabbè, comunque, così. E vi faccio vedere anche, andiamo insieme che così chiudo la finestra perché ce l'ho ancora aperta, qua spengo la luce. Ci abbino non lo zainetto solito, quello nero, quello che uso anche quando vado a camminare, non questo qua solito, che è comodissimo, se vi interessa io ve lo straconsiglio perché è uno zainetto perfetto per la città, per andare a fare piccole camminate, perfetto. Avevo acquistato uno zainetto simile, non ve l'ho mai fatto vedere, sempre con le corna, mi raccomando, non ve l'ho mai fatto vedere perché non ho più fatto video Shein sugli acquisti che sono stati tanti in questo periodo. Comunque ho comprato un altro zainetto che secondo me dovrebbe stare anche bene con questo outfit ed è questo. Quindi è sempre sullo stile dell'altro, da portare così, aspettate, così. Quindi è sempre sullo stile dell'altro, però è chiaro, ha la tracolla tutta decorata, bellissima, veramente bello. Ci sta tutto, ci sta anche la bottiglietta d'acqua qua dentro, cioè è proprio molto capiente. Anche, cioè, vedete, una bottiglietta d'acqua ci sta perfetta, anche due, se non avete altro da mettere dentro. Due bottigliette ci stanno, quelle da mezzo litro, o una borraccia da mezzo litro. Poi c'è questo scomparto, ne ha questo, e ne ha uno anche dietro, come scomparto. Eccolo qua. Ce n'è uno anche dietro che non ho neanche mai aperto, eccolo qua. Non è tanto profondo, arriva qua. E qui c'ha un buchetto per far girare l'aria all'interno, credo.
Comunque ci abbino questo. Adesso lo riempio, ci metto quello che mi serve. E 14:35 devo cercare di fare abbastanza veloce perché non voglio stare in negozio più di tanto. Non ho proprio voglia di andare nei negozi. Quindi devo fare una cosa veloce. Mi serve solo una maglia da tenere sopra in negozio perché sicuramente farà freddo all'interno. Fuori no, in macchina morirò di caldo, ma in negozio dovrò sicuramente mettermi qualcosa sopra. E non ho niente di, non dico elegante, ma di abbinabile a questi colori. Perché quello che avevo l'ho già messo via, perché faceva freddo e sì che una parte della roba estiva l'avevo messa via, perché faceva tanto freddo tempo fa. Ho tenuto fuori solo qualcosina. E quindi quella roba, quella giacchina verde, non so se vi ricordate, che usavo sempre da tenere sopra, non ce l'ho. Non so cosa mettere. L'unica roba che ho, che può starci anche bene sopra questi pantaloni, è questa qua bianca, che è giusto da tenere in negozio perché sicuramente farà freddo dentro e basta. Non la metto su adesso, però è l'unica che può stare abbastanza bene. È l'unica che può stare abbastanza bene. Non ho altre maglie. Ho tante maglie, ma la maggior parte di quelle che utilizzavo come copertura per andare in negozio le ho messe via. Mi porto dietro i miei super occhiali da vista. No, non sono da vista. I miei super sovraocchiali, che sono enormi ma sono bellissimi, sono fatti apposta, non è una sponsorizzazione, sono fatti apposta da mettere sopra gli occhiali da vista, quelli normali. C'è questo modello, ci sono altri modelli, basta andare sul sito Galleria Veneta, questo nome qua, Galleria Veneta, e andate lì e sbirciate, hanno diversi modelli e hanno anche il modello sportivo che voi avete già visto ed è questo qua. Ok, basta, io ho comprato questi due e basta, insomma, non mi serviva giusto un occhiale scuro, nero, così, classico, e poi uno per andare a camminare, soprattutto per l'inverno con la neve, perché quelli là vanno benissimo con la neve. Vado e torno, spero abbastanza in fretta. Comunque la mia spesa in farmacia l'ho fatta, alla fine sono le 5:17:20, io pensavo per le 4 sono a casa. 17:20! Ho già scaricato la spesa, l'ho lasciata là all'entrata e c'è Bue che mi sta aspettando. Adesso sono andata in farmacia, così ho già fatto anche questa cosa prima di partire per le ferie, le piccole vacanze, anzi belle grosse devo dire, per noi. È il primo viaggio che facciamo così lungo, così proprio da ferie, cioè proprio per staccare completamente. Bello, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Quando andremo ve lo dirò. Comunque non è adesso, però ho detto vado subito a prendere la roba in farmacia, che così almeno ce l'ho già. Io bella tranquilla con la borsina della farmacia. C'è chi va con la borsa Chanel, io con la borsa della farmacia. Vabbè, faceva ridere sta cosa, a me, lo so. Comunque è molto comoda questa qua, molto comoda, proprio. È traforata, però è perfetta per questa stagione che fa ancora caldo, ma non si può stare proprio troppo scoperti. Ecco, è perfetta. Coi pantaloni invece sto sudando da morire, perché comunque fa tanto caldo. No, fa tanto caldo, sono in cotone, ma comunque sudo lo stesso io, tantissimo. Adesso vado verso casa, vi registro il video spesa, sistemo tutta la spesa e poi cosa faccio? E poi volevo lavare i capelli e questa sera, io la cena ce l'ho già pronta, vorrei rifare le unghie perché domani devo fare una cosa e quindi ho bisogno di avere le unghie in ordine, cioè devo essere in ordine. E quindi basta. Vi saluto, ci vediamo penso domani o dopo, ma non lo so. Ciao. Cambio programma, mi chiama Franz, che non avevo sentito in tutto il giorno, mi chiama e mi fa:
Guarda, niente pizza, sto tornando a casa, sono già a valle. No! Ho detto mi ero già fatta tutto il mio programma, quindi niente pizza. E allora adesso metto via la biancheria e allora gli faccio, beh, andiamo noi a mangiare la pizza. Niente pizza perché doveva andare con un collega, però quel collega poi non ha potuto e quindi gli è saltata la serata a pizza, no? E quindi ho detto, beh, andiamo noi a mangiare la pizza, visto che è da, è da quando abbiamo comprato la macchina che non mangiamo più fuori. Porca miseria. E ne è passato di tempo. Da giugno, ecco. Da giugno, sì. Dopo il mare. Poi abbiamo preso la macchina. Esatto. Comunque cambio programma, quindi andremo a mangiare la pizza. Non so dove, io ho detto il più vicino possibile. Metto via la biancheria, quindi io sono già preparata. Volevo andare a lavarmi, invece no. No, sono già pronta per andare via. E niente, le unghie le farò stasera, e se no lascerò queste intanto e poi... È che mi scoccia, perché sono tanto rovinate, cioè sono proprio rovinatissime. Sì, da lontano non si nota, potrei tenere queste, ci penserò. E cosa dovevo dirvi? Basta, nient'altro, quindi cambio programma, magari nella prossima clip vi farò vedere la pizza. Dai, sistemo queste cose qua e basta. Ci aggiorneremo insomma prossimamente su questi schermi come sempre. Pizza con porchetta e patatine e 4 stagioni.